quarta partita che facciamo contro una selezione importante dell'Albignasego che farà un campionato regionale e ci attendiamo veramente che i ragazzi oggi diano veramente il massimo perché è veramente una partita impegnativa che sarà molto vicina alle partite che andremo a fare a Jesolo durante la fase finale contro le altre delegazioni. Allora stiamo andando bene, sì, e bene. Se sono rose fioriranno io aspetto che fioriscano. Ho Giovanni in persona, Marchiolo, altro dirigente che segue la nostra rappresentativa, anche lui come Massimo Motta, tutto quello che è la logistica, che non è solo carte e cartine ma anche un buon occhio rivolto ai giocatori. La presenza importante del nostro Giovanni Marchiolo. Altro dirigente della nostra rappresentativa, Mario Beghi, ormai è molto noto, conosciutissimo, esperto del settore giovanile. Mario, due parole veloci su quello che hai visto sulla nostra rappresentazione. Io devo solo dire una cosa, che i ragazzi devono stare tranquilli, giocare a calcio, e l'unica cosa che è importante è andare alla finale regionale per vincere, perché l'unica cosa che conta è vincere, però giocando a calcio. Grazie, e adesso presento anche Roberto Spizzato, nostro segretario della delegazione in Padova, anche lui alle prese sempre con i gironi, sempre con il nostro settore giovanile ed è importante. Adesso parliamo un po' anche di quello che della nostra rappresentativa che tu hai visto un paio di volte e sentiamo anche un tuo giudizio. Sì, Prego. io innanzitutto buongiorno a tutti, il mio è un ringraziamento che deve andare soprattutto a quei componenti che la stanno seguendo, a Mario, Giovanni e a Motta Massimo, e nonché al tecnico comunque, al quale auguro un buon lavoro, ma soprattutto che portino a casa anche un risultato che sia positivo. E speriamo bene, diciamo. Bravi a tutti. Bene, io ho presentato la mia squadra, però posso anche devo ringraziare la società Albignasego Calcio che ci ha ospitato in questo bellissimo impianto sportivo. Con l'occasione ringrazio anche tutte le altre società per la loro disponibilità. Ecco, noi purtroppo dobbiamo sempre, bene o male, andare in prestito dei campi, fare delle amichevoli importanti che ci possono anche servire e essere utili per la nostra rappresentativa, per i nostri futuri risultati. Un ringraziamento va a tutte le società. Anche l'ultima cosa, anche a un arbitro che non è un arbitro ufficiale, ma è un giovane, anzi non più giovane, Adriano, che si presta, non manca mai, viene via con noi e si offre ad arbitrare le partite. Quindi un merito, un applauso anche al nostro Adriano. Grazie e un buon gioco a tutti e forza rappresentativa della delegazione di Padova. Ciao!
eftir och drömmarna som var I won't be the lonely one sitting on my own inside. Forget your dad, he's gone. Forget your dad, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone.